Buongiorno e bentrovati al nostro consueto approfondimento, quest'oggi dedicato ai temi della salute e in particolare parleremo di emicrania, una malattia silenziosa ma particolarmente disabilitante, piuttosto diffusa tra l'altro nella popolazione. Ecco perché parlare di questa patologia è sicuramente fondamentale e come anche imparare a riconoscerla e a gestirla. Lo faremo in compagnia dei miei ospiti che vi presento subito. In studio con me il dottor Matteo Fuccaro Simonetto, dirigente medico di neurologia all'ospedale di Conegliano. Buongiorno e ben trovato. Do il benvenuto anche alla dottoressa Maria Teresa Rigoni, dirigente medico di neurologia all'ospedale Cafoncello di Treviso. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. E alla dottoressa Andrea De Zanet, dirigente medico di neurologia all'ospedale di Castelfranco Veneto. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora parto da lei dottoressa Rigoni perché le chiedo di raccontarci, spiegarci bene che cos'è l'emicrania. Abbiamo detto che è piuttosto diffusa nella popolazione, poi sentiremo insomma anche in che misura e con che incidenza, ma insomma spesso la confondiamo con la cefalea, con il mal di testa, è un'altra cosa. Ci aiuta a capire, a fare un po' di chiarezza. Sì, allora l'emicrania è una patologia appunto molto frequente e molto spesso sottovalutata. Si tratta di è sicuramente una cefalea, nel senso che nell'emicrania il dolore è uno degli elementi cardini, però non è una banale cefalea, ci sono moltissimi sintomi di accompagnamento che la rendono particolarmente disabilitante. La durata della crisi di emicrania può essere particolarmente lunga, ci sono dei sintomi premonitori che possono anche lì impattare sulla qualità della vita e dei sintomi poi postdromici successivi alla crisi di emicrania che rendono particolarmente lunga la crisi, per cui una crisi di emicrania potrebbe durare anche 5-6 giorni. Si tratta appunto di una malattia molto frequente e va distinta da altri tipi di mal di testa e non banalizzata. Abbiamo vari tipi di cefalea, ci sono delle cefalee primarie e delle cefalee secondarie. Le cefalee secondarie sono delle cefalee in cui il dolore è un sintomo di altre malattie. Le cefalee primarie sono delle cefalee in cui il dolore è in sé patologia. E l'emicrania fa parte delle cefalee primarie, quindi non dobbiamo cercare cose strane dietro all'episodio di emicrania, ma l'emicrania avviene perché abbiamo un profilo genetico che ci porta ad avere, un ambiente che ce lo sviluppa, quindi non ci sono altre cause precedenti. È importante prenderla in carico molto più rapidamente possibile per riuscire a trattarla in maniera più adeguata, insomma. E poi anche in questo caso ci darete qualche informazione in più. È un disturbo neurologico complesso, quindi mi sembra di capire, dottoressa? Assolutamente sì, è un disturbo neurologico complesso che coinvolge molte aree cerebrali, coinvolge molte funzionalità anche, da dei deficit che possono essere sensoriali e cognitivi e motori, per cui impatta molto nella qualità di vita. La crisi di emicrania normalmente si presenta appunto con un dolore forte accompagnato da una nausea, dal vomito, quindi sintomi di accompagnamento, da un fastidio alla luce, la fotofobia, e un fastidio ai rumori, la fonofobia, e normalmente limita tutte le attività quotidiane perché qualsiasi movimento tende a peggiorare il dolore stesso. Le persone quindi cercano il buio e il silenzio, normalmente richiedono appunto una terapia farmacologica per cercare di controllare il dolore, quindi è una malattia che blocca in quel momento la nostra vita. Ora, al di fuori dell'episodio di emicrania, però il paziente emicranico torna a funzionare in maniera normale, quindi abbiamo degli episodi appunto recidivanti che vanno a bloccare la nostra vita per poi farci tornare ad avere una vita normale, e questo non sempre viene compreso anche da chi ci sta intorno o da chi vive con noi, insomma. Certo. 0422 1628 332 il numero per intervenire in diretta, e quindi attendiamo le vostre telefonate. Abbiamo insomma 3 medici che possono darvi qualche consiglio. Dottoressa, torno da lei perché dicevamo è anche piuttosto diffusa come patologia nella popolazione. Leggevo che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è la terza malattia più frequente, la seconda più disabilitante, e interessa il 14% della popolazione adulta
adulta mondiale. Soltanto in Italia si stimano 6 milioni di persone affette. Va da sé che con questi numeri capiamo quanto sia complessa questa patologia. Certo, è una patologia appunto complessa e molto frequente, e questa frequenza appunto non ci consente sempre di prendere in carico tutti, per cui è necessario, proprio parleremo in seguito di come può essere la presa in carico di questa malattia. È una patologia appunto molto frequente, sembra essere appunto la seconda più frequente al mondo, nella popolazione europea un 14%, una netta prevalenza nel sesso femminile rispetto al sesso maschile, per cui è una patologia anche di genere. Addirittura uno studio italiano, scusate, parla di un 32% nella provincia di Parma, ed è il picco più alto di frequenza di emicrania nella popolazione femminile, quindi effettivamente alto. Si tratta di numeri importanti, per cui è necessario proprio cercare di controllarla e di prenderla in carico sia dal territorio in su, insomma, ecco, per riuscire a... Lei poco fa ci parlava di cefalea primaria. Ci sono altre tipologie di cefalee primarie? Ci aiuta a capire anche un po' meglio questo aspetto? Sì, ci sono altre forme di cefalee primarie. Abbiamo le principali sono l'emicrania sicuramente, che è una parte importante, la cefalea di tipo tensivo e la cefalea a grappolo. Queste sono le principali 3 cefalee primarie. La cefalea di tipo tensivo, per esempio, è la cefalea che possiamo avere tutti nella vita quotidiana, un dolore più diffuso, tende a può essere associato a un po' di nausea. I sintomi di accompagnamento in genere sono più lievi. Normalmente non è una cefalea che impatta particolarmente nella vita quotidiana, a volte anche una passeggiata, più che peggiorare il dolore, può addirittura migliorarla, insomma, non sempre servono gli analgesici. Diversa la cefalea molti emicranici possono avere anche comunque una cefalea di tipo tensivo di accompagnamento, quindi aggiunge disabilità a una forma di disabilità. Esiste poi una cefalea a grappolo, che invece è una cefalea completamente diversa dalle precedenti, ha una caratteristica, come caratteristica ha un dolore molto molto severo, di solito nella regione dell'orbitaria e frontale unilaterale, sempre lo stesso lato, ha una durata molto precisa, dai 15 minuti alle 3 ore, e ha dei sintomi di accompagnamento importanti, che sono i sintomi chiamati autonomici, omolaterali al dolore, quindi dallo stesso lato del dolore, che sono per esempio la lacrimazione, la chiusura dell'occhio, l'arrossamento, la perdita, lo scolo di liquido dal naso, e poi uno stato di importanti di agitazione, e questo è molto diverso per esempio rispetto all'emicrania, dove il paziente tende a stare più ritirato, insomma. La cefalea a grappolo è sicuramente estremamente disabilitante, ha una durata più breve, è più frequente questa nel sesso maschile normalmente rispetto alle donne. Per fortuna è una patologia come frequenza molto meno presente rispetto alla cefalea di tipo tensiva e all'emicrania. Quindi è meno presente nella popolazione, un po' meno? Per fortuna sì, perché è una cefalea veramente severa e disabilitante. Dottor Fucaro Simonetto, abbiamo detto il mal di testa, ma non c'è solo quello, cioè non riconosciamo un'emicrania solo da quel sintomo, ce ne sono molti. Ci aiuta un po' anche lei a capire questo aspetto? Certo, allora, come ha detto la collega, il dolore è certamente il momento principale del problema emicranico, ed è quello che tutti i pazienti sanno riconoscere. Il dolore di solito nell'emicrania è almeno moderato intenso, è invalidante, nel senso che costringe il paziente, anche solo per l'intensità del dolore, a evitare le proprie attività, ed è spesso peggiorato dall'attività fisica, a differenza appunto della cefalea tensiva di cui parlava la collega. Non è spesso, o per molti pazienti, non è il sintomo unico, e soprattutto per alcuni pazienti non è neanche il sintomo più invalidante. Ci sono pazienti che soffrono di emicrania, che lamentano come sintomo principale la nausea, che è altrettanto fastidiosa, che può essere altrettanto infastidiosa e altrettanto invalidante rispetto al dolore stesso dell'emicrania. Come già ha accennato la collega, il dolore emicranico, il momento del dolore, è solo una fase dell'attacco emicranico. Esistono tutta una serie di sintomi che possono essere
possono precedere anche di giorni la comparsa del mal di testa. Si parla di sintomi prodromici che possono presentarsi anche nelle 24 o 48 ore precedenti alla fase algica, e sono tipicamente sonnolenza, malessere, sensazione di brain fog, sentirsi un pochino non molto pronti mentalmente, o una fame patologica, cioè anche dei sintomi un pochino strani che possono essere utili poi in realtà nella gestione dell'emicrania per il timing corretto della terapia. Sintomi comunque che sono, insomma, possono essere confusi con, insomma, un periodo un po' così, diciamo, siamo abituati magari a pensare che possa essere qualcosa di transitorio dovuto, non lo so, anche allo stress della quotidianità. È un po' difficile ricollocarli all'interno di un attacco di emicrania. Assolutamente sì. D'altra parte un emicranico che soffre di questa patologia da lungo tempo è in grado, di solito inizia a riconoscere i sintomi. A volte li riconoscono molto meglio e ti riportano dei sintomi che da medico non conosci come sintomo che può precedere il mal di testa, ma che nel paziente invece ha una correlazione forte con poi l'esordio del mal di testa. E questo è particolarmente interessante, particolarmente importante, perché una cosa secondo me che va sottolineata per quanto riguarda l'emicrania è che sì, noi descriviamo il quadro tipico dell'emicrania, ma c'è una discreta variabilità personale e una discreta variabilità nel singolo soggetto, sia di attacchi successivi, quindi il paziente può presentare episodi differenti pur avendo la stessa patologia, ma in pazienti differenti ci possono essere espressioni diverse di una stessa malattia, per cui appunto pazienti che lamentano maggiormente la fono e la fotofobia, che sono dei sintomi associati al mal di testa emicranico, pazienti che invece presentano piuttosto la nausea o il vomito, o che presentano tutto questo quadro emicranico in un attacco completo che è sostanzialmente destruente per la giornata del paziente, o possono presentare invece degli episodi più blandi in cui il mal di testa è più lieve. Quindi insomma ogni paziente ha i suoi sintomi che possono essere diversi da persona a persona. Abbiamo una prima telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno, sono Letizia, chiamo da Vassola, buongiorno. Buongiorno, chiedo alla regia se ci può alzare un po' il volume in studio, grazie. Grazie a Simone Merlo e ad Alberto Pivetta. Prego signora, buongiorno. Buongiorno, sono Letizia, chiamo da Vassola, Treviso. Prego. Sì, buongiorno ancora. Sì, buongiorno, volevo un'informazione. Ho il marito che ha anni che ha mal di testa e sta prendendo sempre, ogni volta, le brufen o similari. Praticamente ogni settimana o 2 volte alla settimana ha più dolori. Lui dice che partono dai cervicali, però non riusciamo a capire che insomma dura 3-4 ore e poi gli passa. Avete bisogno di chiedere, non so, qualche cosa in più per capire che risposta, che indicazione dare alla signora? Prego. Una prima cosa che vorrei dire è che, collegandomi a quello che era la domanda, certo, è la localizzazione del dolore. La localizzazione del dolore nell'emicrania è descritta tipicamente come una localizzazione lateralizzata, più spesso frontale, retrooculare o parietale, ma può anche essere posteriore, può essere anche bilaterale, per cui troppo spesso i pazienti che soffrono di questo tipo di patologia vengono gestiti con una diagnosi, che è una diagnosi, diciamocelo, farlocca, che è quella di soffri di cervicali. Ecco, questo è importante proprio nel caso del paziente, perché vista anche la frequenza con cui, insomma, la signora ci racconta che il marito purtroppo è affetto. Intanto signora, grazie per la sua telefonata. Per concludere, per dare una risposta alla signora, allora, cosa potremmo dire? Quello che potremmo dire alla signora è quello, certo, che forse ha senso, che se il marito soffre così frequentemente di mal di testa e di un mal di testa invalidante,
parli col proprio medico curante di questa problematica per valutare altre ipotesi diagnostiche appunto rispetto a una problematica cervicale e valutare se ci possano essere delle comorbidità che possono estrinsecare maggiormente un quadro di predisposizione al mal di testa e quindi eventualmente programmare una valutazione neurologica ambulatoriale per inquadrare meglio il quadro qualora il curante non fosse sufficientemente sicuro nella diagnosi differenziale. Altra telefonata in studio, abbiamo capito insomma che è parecchio frequente nella popolazione questa problematica. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, buongiorno a lei, sono Franco. Buongiorno Franco, prego. Senta, ho dei grossi disturbi in riferimento alla pubblicità sulla RAI, nel senso che passiamo... Ma noi stiamo parlando di altro, diamo la possibilità a chi ha questa problematica di insomma, avere un consulto a disposizione. La invito magari a rivolgersi ad un altro modo per insomma, presentare questa sua telefonata. Grazie intanto che ci stia seguendo e magari può cogliere qualche spunto anche dalla nostra trasmissione. Torno da lei, dottor Fucaro, perché vorrei entrare un po' meglio nell'ambito della gestione dell'emicrania. Quindi come si fa la diagnosi con tutte queste sintomatologie che ci ha raccontato? Immagino non sia particolarmente semplice. In realtà la diagnosi di emicrania è facile. La realtà basta sapere che cos'è l'emicrania ed è una diagnosi che si basa sostanzialmente sull'anamnesi, cioè non ha necessità di grandi esami ematochimici, grandi studi radiologici, ma nella raccolta dei dati che riguardano il paziente e la sua sintomatologia. È una diagnosi che appunto si basa sulla raccolta dell'esperienza del paziente che deve riportare i propri sintomi, perché l'attacco emicranico, per quanto possa avere una certa, come abbiamo detto, una certa variabilità tra paziente e paziente, nel singolo paziente, ha delle caratteristiche ripetitive, ha delle caratteristiche che lo definiscono in maniera abbastanza chiara. Quindi intanto, per prima cosa, bisogna considerare che è una patologia cronica, per cui il paziente spesso arriva alla diagnosi dopo che ha presentato molti episodi di mal di testa, quindi è una condizione che nel corso della vita si è presentata più volte, quindi il paziente non accede per il primo episodio di mal di testa. La diagnosi, infatti, una diagnosi di emicrania necessita, per poter essere solo anamnestica, la presenza di almeno 5 attacchi con caratteristiche emicraniche, quindi di dolore con caratteristiche emicraniche nel corso della vita. Il dolore con caratteristiche emicraniche è un dolore particolare. Allora, può essere monolaterale, emicranico appunto dal greco, ma non è detto che debba esserlo. Questo è uno degli errori che spesso i pazienti fanno, arrivano da me e dicono: io non ho l'emicrania, mi hanno detto che ho la cefalea tensiva perché è bilaterale. Non è sempre vero. È vero che la cefalea tensiva può essere più frequentemente bilaterale, ma anche l'emicrania può essere bilaterale. Spesso la cefalea dell'emicrania è pulsante e peggiora con lo sforzo fisico. Questi sono altri due dati che possono essere importanti, che sono importanti nella diagnosi e vanno ricercati. Poi un dato fondamentale nella diagnosi dell'emicrania è la durata dell'emicrania. Quindi la durata del dolore senza l'utilizzo di farmaci ci permette di andare a chiarire le caratteristiche. Appunto la collega parlava della cefalea a grappolo, che è una cefalea che dura al massimo 180 minuti, l'emicrania invece è una cefalea che dura da almeno 4 ore fino a 72 ore. La interrompo soltanto un attimo perché dobbiamo dare spazio a un'altra telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Poi ci torniamo, dottore, perché sono insomma dettagli importanti e ci permettono anche di fare un po' un'autoanalisi, no? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, prego. Io sono Cinzia, ho 48 anni e soffro di emicrania da tutta la vita, praticamente fin da bambina. La tratto con ibuprofene, poi va molto a periodi ce l'ho in continuazione, a periodi ce l'ho saltuariamente ed è molto legata al ciclo.
Diciamo che ultimamente con l'ibuprofene vedo che faccio fatica. Ho provato anche antiemicranici, cose un po' più specifiche, ma non mi funzionano. Secondo lei come posso fare? Se posso agire con qualcos'altro? Perché è un po' l'iniziativa anche per il lavoro. Certo, purtroppo, certo. Sì. Per il lavoro Capiamo perfettamente. Grazie Cinzia per la sua telefonata. Chi di voi vuole dare un consiglio alla telespettatrice? Allora, anche per Cinzia è importante perché ne riparli con il medico di base e ne avrà già parlato tanto, nel senso si conosceranno bene, però valutare effettivamente se è il caso di ripetere una visita neurologica per capire effettivamente se ha fatto delle terapie di profilassi, quindi delle terapie che vadano ad agire sulla frequenza del suo mal di testa e quindi in questo modo cercare di capire se ha qualche possibilità in più, insomma, se ha fatto degli interventi già o se vale la pena proprio di riprendere in mano e di valutare questi aspetti. Quindi sicuramente rivolgersi di nuovo al medico di base per eventualmente fare un controllo neurologico, insomma. Certo, visto che abbiamo introdotto il tema dei farmaci, poi torniamo sugli esami diagnostici, ma vado dalla dottoressa De Zanet perché vorrei approfondire anche un po' l'ambito della cura e quindi la terapia farmacologica dell'emicrania. Per esempio l'attacco acuto, come si va a placare? Abbiamo sentito l'utilizzo dei farmaci che poi dopo un po' probabilmente diventano inefficaci. Diciamo che la terapia dell'attacco rappresenta per il paziente un pochino la prima strategia e l'appannaggio necessario per mettere a tacere il dolore emicranico e è una strategia che per il paziente deve essere una strategia efficace. Abbiamo sentito dei pazienti che dicono che questi farmaci non sono soddisfacenti. È necessario che i pazienti siano un po' educati e preparati a quella che è una modalità di utilizzo di questi farmaci che si stratificano in vari livelli di trattamento. Quindi abbiamo dei trattamenti di prima linea che possono essere già concordati inizialmente con l'aiuto del medico di medicina generale, quindi l'utilizzo del paracetamolo, degli antinfiammatori, è un po' quello che ci dicevano anche i pazienti telefonando, che devono essere tuttavia assunti in maniera adeguata sia come tempo di assunzione, quindi in maniera tanto più tempestiva possibile dall'avvio del dolore e con una posologia adeguata a quella che è la fisicità del paziente. E molto spesso anche una buona educazione su quella che è la modalità di gestione dell'attacco sin dai primi episodi è di grande aiuto per il paziente. Non sempre però questi farmaci sono sufficienti per andare a spegnere e a gestire l'attacco emicranico. Abbiamo quindi a disposizione degli altri livelli di trattamento. Prima di tutto dei trattamenti emicranico specifici che appartengono a una classe farmacologica ormai molto diffusa e molto presente, che è la classe farmacologica dei triptani. I triptani sono una classe di farmaci, ce ne sono più di uno a disposizione sul mercato e si differiscono tra loro per delle caratteristiche di tempo di insorgenza e di risposta al dolore piuttosto che emivita, quindi quanto tempo il farmaco può proteggermi dall'insorgenza di un nuovo attacco doloroso, e quindi vanno anche in questo caso ritagliati sul singolo paziente. Anche la modalità di somministrazione in queste formulazioni può avere un suo significato. Esistono formulazioni principalmente a assunzione per via orale, ma esistono anche somministrazioni iniettive che in alcuni casi specifici possono essere utili nella gestione di un attacco doloroso associato per esempio a una nausea o un episodio di vomito importante. Anche qui il paziente deve essere accompagnato nella selezione del farmaco più adatto a lui e guidato anche sul fatto che il fallimento di una di queste proposte terapeutiche non significa il fallimento dell'intera classe e quindi una incapacità totale per il futuro di trattare l'emicrania nella sua aspetto acuto. Poi per concludere proprio questo aspetto di trattamento acuto vanno menzionati sicuramente quelle che sono un po' più le novità che negli ultimi anni abbiamo a disposizione per trattare gli attacchi e che vengono un po' definiti come terapie di terzo livello e sono farmaci di più nuova introduzione sul mercato che hanno dimostrato un'ottima efficacia e un'ottima tollerabilità e sono due farmaci che hanno delle modalità di prescrizione anche più specifiche che sono il lasmiditan e il rimegepant. Questi due farmaci solitamente sono a proposta neurologica, quindi arrivano in un tempo diverso, non più nell'ambulatorio di medicina generale ma dopo un Vidiat neurologico e più tipicamente all'interno di un ambulatorio specialistico per la cefalea e sono di solito proposti quando le terapie precedenti hanno dimostrato un fallimento.
Quindi dopo un iter, mi sembra di capire, sì, specifico. non necessariamente lungo, però richiedono comunque dei passaggi intermedi. Prima della prescrizione. Grazie, abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno, sono Elvira dalla provincia di Venezia. Buongiorno, prego. Ascolti, io soffro, mi sono state diagnosticate delle crisi miocloniche perché ho improvvisamente degli scatti come delle saette, dei fulmini sulla testa che mi fanno perdere l'equilibrio, e dopo diverse risonanze che sono state queste crisi miocloniche. Volevo sapere, sono incurabili perché è una decina d'anni che vado avanti a risonanze magnetiche senza concludere niente. Senza risposta. Grazie per la sua telefonata, signora. Ecco, senza naturalmente sapere nello dettaglio quale può essere la storia clinica della signora, chi vuole dare un'indicazione in via generale? Forse qua va un po' definito se questo disturbo è effettivamente accompagnato anche a un disturbo doloroso o se siamo in un altro ambito neurologico, mi sento di dire, quindi forse siamo in un altro ambito di patologia neurologica, quindi invito la signora in realtà forse a prendere contatti con il suo curante, con il neurologo di riferimento, perché forse ci stiamo discostando un po' da quelle che sono le emicranie e le cefalee primarie. Allora, dico alla regia, poco prima di andare in pubblicità vorrei concludere il tema, insomma, della terapia. Abbiamo capito, dottoressa De Zanet, come avviene la terapia dell'attacco acuto, ma insomma c'è una sorta di terapia preventiva? Si può fare una profilassi per insomma, non soffrire così tanto? Sicuramente la terapia dell'attacco non è l'unica arma che il paziente deve avere a disposizione. Può essere utile nel momento in cui gli episodi di dolore, i giorni di dolore all'interno di un mese o comunque del periodo della vita sono pochi, sono ben isolati e si risolvono prontamente. Quando però il paziente comincia a riportare al medico di avere più di 4-5 giorni di cefalea in un mese mediamente, è bene riflettere con il paziente sull'opportunità di introdurre una terapia cosiddetta di profilassi. Le terapie di profilassi sono delle terapie farmacologiche che vengono proposte ad assunzione quotidiana, quindi costante, senza una ricorrenza del dolore necessario, quindi la assumo anche se non ho dolore in quella giornata, costantemente, esatto, con uno schema terapeutico che chiaramente dipende da farmaco a farmaco e che richiede una buona aderenza, quindi è necessario che il paziente un pochino si affidi alla proposta terapeutica e l'assuma per un periodo adeguato, che è diverso da farmaco a farmaco, ma che richiede comunque un'osservazione di almeno un paio di mesi per le terapie, diciamo, definite di primo livello, che di solito sono le prime proposte anche in questo caso di terapia, sono farmaci tipicamente a somministrazione e assunzione per via orale e vengono un po' definite nel loro complesso delle terapie di riposizionamento, perché in realtà sono utilizzate da moltissimi anni e sono spesso di pertinenza di altre aree mediche e negli anni l'evidenza clinica ha dimostrato la loro efficacia nel trattamento della gestione dell'attacco emicranico. Queste classi farmacologiche sono principalmente delle classi di beta bloccanti, quindi dei farmaci antiipertensivi, una classe di farmaci antiepiletici e al suo interno ce ne sono alcuni che hanno dimostrato la loro principale efficacia, e gli antidepressivi triciclici. Questi farmaci vengono utilizzati con degli schemi posologici ad hoc per l'emicrania e vengono proposti al paziente come primo approccio farmacologico. Richiedono quindi una titolazione adeguata, una buona gestione degli eventuali effetti collaterali che dovessero presentarsi e se c'è una risposta a questo trattamento ci aspettiamo che la frequenza del dolore emicranico si riduca auspicabilmente del 50% e non solo la frequenza ma anche la caratterizzazione dell'attacco stesso, che dovrebbe essere più gestibile con la terapia dell'attacco, più breve e meno invalidante sulla qualità della vita. Chiaro. Allora noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, davvero pochi minuti, poi torniamo ancora in diretta per parlarvi di emicrania, tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, ancora in diretta. Torniamo a parlare insieme agli specialisti dell'ULSS 2 Marca Trevigiana di emicrania, malattia silenziosa ma piuttosto debilitante e anche piuttosto diffusa nella popolazione. Apriamo subito con una telefonata da casa. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno, prego. Buongiorno Anna. Buongiorno, ci dica pure.
Mio marito ha cominciato dopo i 60 anni a tenere questa malattia. Adesso è venuta dopo 4-5 anni, ancora è venuta fuori, però è abbastanza pesante come malattia, come dolore. Dura abbastanza, è dura. Lui si mette il ghiaccio, beve acqua fredda, va bene o fa male? Grazie per la sua telefonata. A volte si sente appunto la necessità di qualcosa di fresco, certo, che si pensa possa alleviare. Può essere una tecnica per sopperire? Beh, io dico ai pazienti quello con cui si trovano meglio fondamentalmente, perché c'è chi preferisce il caldo, c'è chi preferisce il freddo, c'è chi si mette il panno come nel passato, il panno stretto oppure la fascia stretta nella fronte per cercare un sollievo. In realtà effettivamente l'emicrania può venire in qualsiasi momento della vita. Se compare dopo i 50 anni una valutazione va fatta assolutamente, è vero che il signore ne soffre da 5 anni da quello che ho capito, per cui sì, diventa importante prenderlo, sì, valutarlo per capire qual è la terapia più giusta per lui, insomma. È un'età un po' delicata, un approfondimento. Per cui sì, probabilmente in lui ha senso pensarci, insomma, valutarlo. Magari valutare in maniera un po' più approfondita. Riparto da lei, dottor Fuccaro Simonetto, perché insomma poco fa parlavamo della diagnosi, come si fa? Abbiamo sentito chi ha fatto TAC, risonanze magnetiche. Dicevamo, è una diagnosi semplice, necessita però di un approccio medico, cioè è una diagnosi semplice per un medico, quindi chiedere aiuto sicuramente è importante, rivolgersi a persone esperte è importante. La cosa fondamentale per quanto riguarda la diagnosi che mi sento di portare come messaggio è che per fare una diagnosi di emicrania non è necessario sottoporsi a esami particolari, a esami radiologici. Ci possono essere delle necessità, ma questi devono essere guidati dalla decisione del medico che prende in carico il percorso diagnostico. Nella stragrande maggioranza dei pazienti emicranici la risonanza è negativa, non è necessaria per porre una diagnosi, anzi in alcuni pazienti porta a evidenziare delle alterazioni non patologiche o parafisiologiche che però spaventano moltissimo il paziente e possono peggiorare il percorso diagnostico e terapeutico e creare magari un circolo vizioso che porta il paziente a occupare, devo dire la verità, occupare in maniera importante le possibilità della sanità, certo, della sanità, e in più a creare una situazione di ansia e di malessere, e quindi invece di dare beneficio sulla salute, in realtà peggiorare la salute del paziente. Va a peggiorare. Altra telefonata in studio, pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto? Pronto, buongiorno, è in diretta, ci dica pure. Sì, buongiorno, chiamo qui da Vittorio Veneto. Io ho 63 anni e volevo sapere, perché ho a volte dei problemi, un po' di mal di testa, che però vengono preavvisati prima, mi sparisce quasi comunque parte del campo visivo. Può essere una cefalea o può essere un'emicrania. Poi appunto dopo magari un po' di tempo mi viene questo mal di testa che non è fortissimo, oppure anche mi succede, compaia magari dopo un giorno. Sì, volevo appunto capire se si tratta di che tipo di mal di testa che può dare questo disturbo, insomma. Certo, chiaro. Chiediamo un consiglio, prego dottore. Considerato i sintomi, io direi che allora, parlavamo prima dei sintomi che possono precedere l'emicrania. Esistono delle condizioni, delle forme di emicrania che si chiamano emicranie con aura, che sono caratterizzate dalla presenza prima dell'esordio della cefalea, fino a un'ora prima dell'esordio della cefalea, di problematiche neurologiche, sintomi neurologici focali, più frequentemente visivi, come appunto quelli che descrive la paziente, con alterazioni della vista, perdita della vista in un campo visivo, visione di scotomi scintillanti, spettri di fortificazione sono la cosa tipica, degli zigzag colorati che piano piano si allargano all'interno del campo visivo e occupano l'intero campo visivo. Queste manifestazioni possono essere molto invalidanti e fortemente preoccupanti per il paziente, specie le prime volte che le presenta. Però ci permettono di definire
ulteriormente la diagnosi emicranica, nel senso l'aura è un sintomo emicranico e se seguito da una cefalea tipica per emicrania è compatibile con una diagnosi. Per la signora c'è solo una cosa da dire, l'età. Se questi sintomi li ha da molti anni, tanto tempo, è una cosa nota da anni, allora direi che il percorso diagnostico è quello di una emicrania con aura. Qualora invece questi sintomi fossero insorti solo recentemente e magari non seguiti da un mal di testa precedente o successivo o magari in una paziente che fino ai 50 anni almeno, fino a questa età dell'insorgenza dei sintomi, non soffriva di mal di testa, forse per questo tipo di paziente è necessario un approfondimento diagnostico e di parlarne col medico curante. Dottoressa Rigoni, anche dalle telefonate abbiamo sentito tante donne, qualcuno ha chiamato per il marito, ma tante donne. Sì. È vero che c'è un'incidenza femminile e c'è un fattore ormonale importante, no? Sì, effettivamente le tabelle di prevalenza fanno vedere che l'emicrania è più frequente nel genere femminile. Tant'è vero che di solito nell'età infantile, prepuberale, c'è una parità di maschi e femmine, poi dopo il periodo del menarca, quindi le prime mestruazioni, tende a esserci sicuramente una prevalenza nel genere femminile e questa aumentata prevalenza, aumentata frequenza dell'emicrania si mantiene poi per tutta la vita fertile della donna, tendendo ad avvicinarsi poi come frequenza nel periodo dopo la menopausa. In effetti, quindi da quello capiamo che i fattori ormonali sono importanti nell'emicrania. Molte pazienti emicraniche possono avere un mal di testa prevalente nel periodo mestruale o nel periodo intermedio, insomma, del ciclo, dell'ovulazione. E a volte proprio le crisi di emicrania del periodo mestruale sono particolarmente disabilitanti anche. Normalmente per esempio c'è un vantaggio, un beneficio nel periodo della gravidanza, di solito il secondo o terzo trimestre della gravidanza la donna emicranica sta meglio, non sempre. Si attenuano gli episodi. E anche lì perché c'è una stabilità ormonale, quindi le fluttuazioni ormonali tendono sicuramente a peggiorare l'emicrania, insomma. Ed effettivamente questo lo si vede appunto perché è una patologia più di genere, quindi va seguita in questo senso. C'è l'attenzione anche al discorso dell'uso delle terapie anticoncezionali o comunque l'estroprogestinica e le terapie ormonali, per le quali va fatta una valutazione. Sicuramente sono controindicate l'estroprogestinico nell'emicrania con aura, per esempio, mentre non c'è una limitazione nell'emicrania senza aura. C'è un'attenzione perché alcune donne in realtà notano un peggioramento dell'emicrania nell'assunzione di queste terapie, altre invece vanno meglio perché effettivamente danno una stabilità ormonale, quindi è una scelta molto tagliata sulla paziente e va valutato caso per caso. Insomma. È molto soggettivo, insomma. Dottoressa De Zanet, prima parlavamo insomma di terapia nell'attacco acuto, di terapia preventiva, ma insomma è bene dire che negli ultimi anni si sono sviluppate anche tantissime novità e ci sono tante terapie innovative, per esempio la cosiddetta terapia target o terapie target. Ci spiega un po' meglio? Diciamo che negli ultimi 8 anni almeno il panorama farmacologico ha visto l'introduzione di alcuni farmaci specifici per l'emicrania anche sul fronte delle terapie di profilassi. La prima classe farmacologica che è arrivata sul mercato è quella degli anticorpi monoclonali anti-CGRP, che è un target specifico, è un peptide, quindi una piccola molecola che è essenziale in quella che è la dinamica e la via del dolore emicranico. Quindi andiamo ad agire su questo piccolo peptide fondamentalmente riducendone la sua presenza e quindi andiamo a silenziare quanto più possibile una via essenziale nel dolore emicranico. All'interno di questo capitolo farmacologico si trovano 4 farmaci che negli anni si sono avvicendati, si sono proposti sul mercato con la loro specificità. Sono farmaci che possiamo dire essere tutti iniettivi ma con delle formulazioni diverse tra loro. I primi 3 il primo in assoluto è Erenumab,
I successivi che si sono presentati, che sono ampiamente utilizzati anche oggi nella pratica clinica, sono galcanezumab e fremanezumab, entrambi a somministrazione sottocute, quindi sono dei dispositivi semplici che dopo una breve educazione del paziente possono essere di autosomministrazione. Sono delle somministrazioni mensili o trimestrali, quindi estremamente pratiche per il paziente anche che viaggia, che ha un impegno lavorativo importante, che quindi riesce a gestire la sua emicrania in autonomia senza un'eccessiva medicalizzazione. E di più recente introduzione, sempre all'interno di questa classe farmacologica, troviamo un quarto farmaco che è eptinezumab, che si distingue dagli altri per una somministrazione per via endovenosa, quindi che richiede l'accesso ospedaliero all'interno di un ambiente solitamente di ambulatorio integrato che fa capo al day hospital neurologico abitualmente, dove il paziente riceve questa somministrazione endovenosa con una cadenza però circa trimestrale, quindi ogni 12 settimane. Quindi anche se c'è l'accesso ospedaliero, comunque è consentita una buona libertà da quella che è la gestione stretta del farmaco, e il plus che possiamo vedere in questo tipo di terapia è quella che c'è una presa in carico forse un po' più importante del medico e dell'infermiere, che sono proprio presenti nel momento del trattamento. Questi farmaci hanno rivoluzionato quella che è la soddisfazione del paziente emicranico e della libertà d'attacco emicranico, proprio perché rispetto alle terapie di cui abbiamo parlato prima hanno un'efficacia molto più rilevante nella capacità proprio di liberare le giornate dal mal di testa e quindi restituire quella che è un'ottima qualità della vita. Sono dei farmaci che sono in capo prescrittivo a quelli che sono i centri cefalee, quindi richiedono una prescrizione su piano terapeutico e richiedono una prescrizione che segue quello che è un iter specifico in termini di fallimenti di terapie di primo livello e una serie di criteri appunto necessari per potervi accedere, quindi non possono essere, diciamo, di prescrizione territoriale. A fianco a questa classe di più recente introduzione sul mercato c'è la classe dei gepanti, che condivide con gli anticorpi monoclonali molte delle modalità prescrittive, ma si differenzia per una somministrazione per bocca, quindi sono delle compresse. Quindi anche di gestione forse molto un po' più diversa. semplice. Altra telefonata in studio, pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Salve, sono Cristina. Buongiorno, prego. Buongiorno, avevo una domanda da fare ai suoi ospiti. Allora, io da anni, dall'età preadolescenziale, soffro appunto di emicranie con aurea. All'inizio non ben riconosciute perché tanti anni fa ancora non erano ben definite. Nel tempo queste emicranie mi si presentavano sporadicamente, nei momenti di più tensione di più e al contrario meno, quando più rilassata. Sono stata poi anche dirottata al centro cefalee, che mi ha consigliato una terapia con l'Aroxil, che è un mio rilassante. Io lo faccio. Caduta la linea, non la sentiamo più? Vediamo se riusciamo a recuperare la telefonata. Nel frattempo riparto da lei, dottoressa De Zanet, perché è stato nominato il centro cefalee, l'ULS 2 Marca Trevigiana ne ha 3 di riferimento accreditati. Vediamo se riusciamo a recuperare la telefonata. Sì, pronto? Eccoci, prego qua. signora. Sì, dicevo appunto che faccio questa terapia con questo mio rilassante periodicamente e poi prendo dei triptofani nel momento in cui insorge la crisi, diciamo, di mal di testa. Però mi chiedevo appunto, sentivo di queste terapie, intanto quanto io posso continuare con questi miei rilassanti, se devo interromperli, perché all'inizio mi avevano detto che potevo andare avanti a oltranza, però volevo appunto capire questa cosa. E poi una curiosità, io sto entrando in menopausa ora, non ho ben capito la sua ospite se aveva detto che nel periodo della menopausa, essendoci un cambiamento ormonale, posso sperare che questi episodi insomma spariscano. Ecco, grazie. Grazie per la sua telefonata. Era forse il periodo della gravidanza? Nella gravidanza le cose di solito vanno meglio, migliorano. anche con la menopausa tendenzialmente c'è un miglioramento. Una volta
sembrava che migliorasse in maniera rilevante. Attualmente si è visto che circa un terzo delle pazienti migliorano, un terzo delle pazienti rimangono stabili e un terzo delle pazienti in realtà possono anche peggiorare. Quindi, sicuramente i periodi di per cambiamenti ormonali sono un periodo in cui può peggiorare. Quando c'è poi una stabilità in realtà ci può essere un miglioramento, quindi è un periodo un po' difficile la perimenopausa. Insomma, tema dei miorilassanti, per quanto si possono prendere, chi vuole rispondere? Prego. Diciamo che appunto la mitriptilina di cui parlava la signora è un'ottima terapia di profilassi di prima linea che diciamo è valida fin tanto che dà un risultato in termini di qualità nella gestione della quantità e della durata degli attacchi. Quindi ritorniamo un pochino al discorso che abbiamo fatto prima, diamo fiducia a un farmaco, lo proviamo, lo assumiamo e continuiamo questo trattamento fin tanto che è ben tollerato ed efficace, con dei parametri che hanno come obiettivo quello di ridurre il numero di attacchi e la loro importanza. Dopodiché, se questo obiettivo non viene raggiunto, viene perso nel tempo, è il momento di guardare altrove. Altra telefonata in studio, pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Lo dico alla regia, l'ultima per oggi, grazie. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, prego. Io ero una paziente della dottoressa Rioni. Buongiorno. Prego, ci dica Buongiorno, io sono la signora Carolina. Ero in terapia da molti anni con la dottoressa Rivoni, però da 2 anni a questa parte mi sono gestita abbastanza bene. Però ultimamente ho diversi attacchi di aure piccole e sempre il mio mal di testa di notte. Allora volevo chiedere alla dottoressa un consiglio. Se devo sottovalutare o prendere in mano ancora con terapie più specifiche. Grazie signora. Grazie per la sua telefonata. Esatto, allora sì, se sono aumentate di frequenza forse è il caso di rivalutare il caso. Sì, questa potrebbe essere l'indicazione. Sicuramente. Abbiamo l'ultima manciata di minuti a nostra disposizione per parlare anche degli ambulatori e dei centri cefalea, perché l'ULSS 2 Marca Trevigiana ne ha 3 di riferimento, sono accreditati dalla SISC, che è la Società Italiana per lo Studio delle Cefalee, e sono collocati all'interno degli ospedali di Treviso, di Conegliano e di Castelfranco, e voi 3 siete i referenti di questi ambulatori. Allora vorrei capire come si accede a questo servizio, è il medico di base che deve inviare i pazienti, cioè quali sono le modalità di accesso? Una piccola premessa, essendo così frequente l'emicrania e le cefalee primarie sono di pertinenza territoriale, dovrebbero essere gestite sul territorio. I centri cefalea servono per gestire quei pazienti che non trovano una risposta adeguata nel territorio o che hanno delle necessità che il territorio non può soddisfare. Detto questo, l'accesso ai centri cefalei, parlo per tutti ma parlo del centro di Conegliano, è un accesso che può essere fatto tramite impegnativa del medico curante. Dopo, tendenzialmente la cosa migliore sarebbe dopo che sono state tentate delle terapie di profilassi ed attacco che il curante sa utilizzare e può utilizzare, e in alcuni casi eventualmente dopo una valutazione neurologica non specialistica. Più spesso poi la realtà è che il paziente accede direttamente con impegnativa del curante con richiesta di visita neurologica per cefalea. Questo è il percorso per accedere alla visita. Quello che mi sento di dire è che una cosa importante è questa: spesso i pazienti che devono accedere al centro cefalea sono pazienti che hanno una storia di malattia molto lunga, o quantomeno dovrebbero essere questi, che hanno una storia di malattia lunga e che non hanno trovato risposta altrove. Quindi c'è da sottolineare, secondo me, che i tempi d'attesa attendere possono essere anche lunghi, ma relativamente lunghi, ma attendere 1 mese o 3 mesi o 4 mesi per gestire una condizione presente da anni non deve far pensare al paziente che il tempo d'attesa sia eccessivo. E soprattutto, insomma, non scoraggiarsi, perché come abbiamo capito una via si può trovare, no, dottoressa? Certo.
si trova. Allora, per quanto riguarda Treviso, noi cerchiamo di vedere i pazienti che siano stati già valutati dai colleghi neurologi o che abbiano già fatto un percorso appunto con le terapie di profilassi. Quindi aver già tentato una strada. Pazienti quindi più complessi fondamentalmente, ecco. Quindi normalmente il passaggio nell'ambulatorio cefalee è o da segnalazione del medico di base, per carità, se il medico di base ha gestito, ha valutato il paziente e ce lo vuole segnalare appunto volentieri, oppure dal neurologo appunto non specialista che ci segnala il paziente normalmente, oltre al fatto di continuare a prendere in carico i pazienti che abbiamo ormai solici, insomma, perché tutte le terapie nuove richiedono appunto dei controlli nel tempo, insomma, certo. Esatto, per quanto riguarda Castelfranco Veneto, dottoressa? Castelfranco tendenzialmente lavora valutando pazienti già valutati da un ambulatorio diciamo di primo livello neurologico, quindi un ambulatorio neurologico generale, e che afferiscono a loro volta in questo ambiente ambulatoriale dall'indicazione del medico curante. Si può anche accedere direttamente tramite la prescrizione del curante, tuttavia mi sento di dire che non avere un passaggio filtro e non avviare nell'attesa di essere presi in carico dall'ambulatorio cefalee delle profilassi di primo livello piuttosto che una terapia dell'attacco adeguata rischia di far perdere veramente fiducia nel paziente, perché questa attesa un po' vuota senza delle proposte farmacologiche corredate risulta un po' difficile da accettare per una persona che soffre e che non ha delle risposte che, per quanto magari semplici o non necessariamente dirimenti, possono dare un pochino anche di riscontro nel paziente e di soddisfazione e di percezione di presa in carico. Quindi il percorso più adeguato sarebbe quello di passaggio per gradi, lasciando il centro cefalea a quei pazienti più complessi con terapie di secondo livello e che richiedono una presa in carico diciamo più specialistica. Il messaggio mi sembra di capire sia quello di non sfiduciarsi, di non scoraggiarsi, i tempi d'attesa magari ci sono, ma anche con le tante prospettive e i tanti trattamenti che ci sono anche di ultima generazione a disposizione, sicuramente un modo per trovare una soluzione, una risoluzione delle proprie problematiche c'è, anche perché abbiamo insomma capito quanto l'emicrania abbia un impatto importante sulla vita delle persone, sulla quotidianità delle persone, una sofferenza che spesso viene vissuta un po' in silenzio e anche con rassegnazione, ma insomma questi centri sono fondamentali per tentare una strada. Siamo in chiusura, io ringrazio il dottor Matteo Fucaro Simonetto, dirigente medico di neurologia a Conegliano, grazie dottore, grazie alla dottoressa Maria Teresa Rigoni, dirigente medico di neurologia al Cafoncello di Treviso, grazie dottoressa, e la dottoressa Andrea De Zanet della neurologia dell'ospedale di Castelfranco Veneto. Grazie, siete stati chiarissimi, speriamo di aver dato qualche consiglio importante ai nostri telespettatori a casa. Grazie ad Alberto Pivetta e Simone Merlo in regia, vi lascio a Casa Pappagallo in seguito al film, vi auguro un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.